l'estate addosso, un anno è già passato, la spiaggia si è ristretta ancora a 1 metro. L'estate per il calcio, si sa, è il periodo delle speranze e del sudore. Era il 6 agosto quando l'Atletico conosceva il proprio destino, determinato dal ripescaggio in eccellenza. Per la prima volta nella storia, la squadra atletista beneficiava di un ripescaggio. L'Atletico Catania, che parteciperà al prossimo torneo di eccellenza dopo 4 anni, si sta preparando con entusiasmo e con la voglia giusta per tentare di trovare velocemente la condizione in vista del debutto in Coppa Italia, previsto il 30 agosto a Via Grande, ma soprattutto per preparare l'esordio in campionato del prossimo 13 settembre. Così, agli ordini del responsabile dell'area tecnica Antonio Marletta, del suo secondo Mario Filetti e di Orazio Strano, preparatore dei portieri, la squadra atletista suda alla ricerca della migliore condizione possibile. Oltre ad alcuni giocatori in prova, si sono allenati già molti protagonisti della scorsa stagione, già dunque parte integrante del gruppo atletico. Ma sono arrivati anche nuovi giocatori con i quali sono stati formalizzati degli accordi. Tra questi l'esterno Francesco Corallo, gli attaccanti Alessandri e Maccarone, i centrocampisti Blatti, Marco Campi e Giulio Corenti e il difensore Giuseppe Cannavò. Se ne aggiungeranno ovviamente degli altri, oltre ai confermati Leonardi, Rosignoli, Ardizzone, Stabascio, La Monica, Scaglione e Celano. La squadra si avvicinerà alla prima sfida stagionale continuando la preparazione sul terreno di Belpasso.